iniziata un'altra settimana e stavolta, secondo molti meteo, ci sarà una rivoluzione nel senso del tempo. In effetti ci sarà un radicale cambiamento, perlomeno così dicono la maggior parte dei meteo. Quindi già da oggi ci saranno alcune zone del nostro, diciamo, della nostra Italia che risentiranno di episodi di maltempo importanti. Quindi già sul Veneto e sulla Romagna già da stamattina. Poi nel pomeriggio la situazione tenderà ad aumentare sul nord, sulle Alpi, sulle Prealpi e anche al centro Italia, tra Toscana e Marche. E questa perturbazione andrà avanti in effetti fino a giovedì e venerdì, quindi ci sarà questa settimana di maltempo generale in tutta Italia. Perlomeno anche dicono forse solo la Sicilia e la Sardegna non entreranno in questo, diciamo, giro di maltempo, come lo vogliamo chiamare. Quindi in effetti si arriverà anche in Puglia, in Calabria, ad eccezione però, come ho già detto, di Sicilia e Sardegna. Quindi non è che farà chissà che a sud, però arriverà questa, diciamo, ventata di aria fresca, anche se sinceramente non credo che il maltempo del nord possa influire sulla situazione, diciamo, attuale che sta qui, anche perché qui fa davvero caldo. Quindi loro dicono che si sposterà su Molise, sul Gargano, sulla Campania. Quindi diciamo fino a giovedì e venerdì ci sarà questo maltempo generale in tutta Italia, ad eccezione delle due isole maggiori. Quindi diciamo in effetti che sicuramente quelli che soffriranno maggiormente questo maltempo saranno Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia e Giulia, diciamo le solite regioni che anche in questi giorni c'è stato il maltempo. Ciao Domenica, ciao, grazie. Quindi in effetti il maltempo colpirà, grazie altrettanto, colpirà la maggior parte il nord, quindi un po' il centro, anche se non credo che arrivi in Campania, la verità, perché arrivare già da Roma in giù, ho visto il mio medio, ma non perché ho più fiducia nel mio medio, no, ma non vedo una nuvola, un maltempo, cosa che invece che vedo a nord. Quindi in effetti secondo me arriverà al massimo a Reggio Emilia, poi basta. Già da Firenze in giù già è più, non credo che pioverà, anche se il lato di Firenze, quello che si affaccia nel mare Adriatico, portava delle nuvole verso il 10-11, diciamo fra pochi giorni. Quindi poi dall'altro lato che si affaccia al Mar Tirreno invece sole, sole, sole come qua. Quindi in effetti io spero che venga a piovere, figuratevi, io quello voglio, anche se modestamente non ci credo più di tanto. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi secondo i maggiori metodi internazionali, locali, italiani, esteri, arriverà questo maltempo. Beh, che devo dirti? Speriamo bene che così ci rinfreschiamo, può darsi che mi sono sbagliato io, che ne so, lo spero tanto. Vi auguro una buona giornata e ci sentiremo più tardi per altri aggiornamenti su un terremoto che è venuto stamattina poche ore fa, quindi ci sentiamo dopo. Arrivederci, grazie e buona giornata a tutti e grazie a tutti quelli che come sempre mi seguono. Ciao a tutti ragazzi.